Siamo nella sede di Conservizi, è appena terminata la conferenza stampa di presentazione del Master GIGAS, Governance, Innovazione Giuridico-Aziendali dei Servizi. Nicola Mazzanetto, che è il direttore di Conservizi, ha a fianco Guido Mantovani, che è il direttore della Challenge School di Ca' Foscari, e Gaetano Zigliograndi, che è il coordinatore del Master. Come funziona questo Master? La scelta è stata, come già forse è stato detto, una scelta di rispondere alle esigenze esterne. Da un punto di vista strutturale il contenuto del master è fondamentalmente amministrativo-giuridico, quindi un aspetto particolarmente legato alle tematiche giuridiche, aziendale, ovviamente con riferimento specifico alle società di servizi, e poi anche economico. Si tratta dunque di un master tipicamente interdisciplinare che serve a dare delle risposte in termini di competenze e anche di esperienze, vista la elevata presenza di docenti esterni proprio interno, alle richieste da parte del proponente, del soggetto che ha proposto questa iniziativa. L'altra caratteristica, diciamo così, strutturale dell'assetto didattico è quello di voler dare molto senso concreto a ciò di cui si parlerà, e a questo risponde anche la costruzione in termini di docenza frontale da un lato, ma anche in termini di laboratorio, di stage e di esperienze, diciamo così, d'aula diverse da quelle tipicamente accademiche. Per dare una risposta concreta ai lavoratori e a chi vuole partecipare a questo master che si terrà inizierà a settembre. Le lezioni si terranno qui nella nostra sede di Padova e si terranno al venerdì pomeriggio e sabato mattina, proprio per facilitare sia chi lavora ma anche i giovani che magari stanno frequentando altre discipline e che vogliono aggiungere conoscenza ad altra conoscenza. Quindi anche il fatto di dare un supporto oltre che didattico anche di segreteria a chi partecipa al master va proprio in questa direzione, cioè quella di far sì che le persone siano concentrate più sullo studio che non su tutto quanto quello che è organizzazione, ed è comunque un bel esempio in quanto l'università esce dalle proprie mura, scende nel territorio e credo che l'offerta di Conservizi di essere parte e rappresentante del territorio sia l'abbinamento giusto tra scuola, università in questo caso, e mondo del lavoro. La caratteristica della nostra scuola, come ha già anticipato il collega Zigliograndi, è quella di riuscire a unire nell'ambito della didattica sia diciamo così, accademici sia non accademici nell'attività didattica, perché è questo che dà la forza ad un master, il quale per sua natura deve non solo occuparsi di lezioni cattedratiche, anzi ne deve fare il meno possibile sotto questo profilo, ma deve insegnare come applicare quello che normalmente viene detto all'interno di queste lezioni. Quindi questo è il motivo per cui il corpo docente che opera all'interno di questo master è molto ampio, naturalmente dando qualche difficoltà operativa al coordinatore scientifico, il quale deve farsi carico di mettere assieme istanze delle più diverse, ma proprio questo è l'elemento di ricchezza culturale e diciamo così operativa che dovrebbe caratterizzare coloro che, avendo il coraggio di cogliere questa sfida biennale, perché questo è un altro aspetto importante, questo è un master biennale, potranno poi avere dei benefici da questo percorso formativo. Allora, il Master Governance, Innovazione Giuridico-Aziendali GIGAS
minimo 20 partecipanti, massimo 35, inizia a settembre 2012, si chiude a giugno 2014, le lezioni, come diceva il direttore di Conservizi, si svolgono presso la sede di Conservizi a Padova in via della Croce Rossa e c'è tempo fino al 20 luglio per presentare le domande di ammissioni. Per informazioni la segreteria di Ca' Foscari Challenger School 041 234 6853.